Padre per me, ai miei amici ho detto che questa è la conoscere te e il figlio tuo, Cristo Gesù. Erano tuoi, li hai dati a me, ed ora sanno che torno a te. Hanno creduto conservarmi tu, tuo amore nell'unità. Tu mi hai mandato ai figli tuoi, la tua parola è verità, e il loro cuore sia pieno di gioia, la gioia vera viene da te. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Per celebrare degli santi misteri, riconosciamo chi è lei, volontà di Raviso. Signore, che ci sottoponi al giudizio della tua croce, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come i discepoli. Il Signore ha aperto l'orecchio e io possa, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio torso ai flagellatori e guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. È vicino chi mi rende giustizia, chi oserà venire a con te. Affrontiamoci. Chi si è? Ecco, il Signore esiste. Chi ha colpevole parole? Rendiamo grazie a Dio. Nella tua fede
soccorrimi, Signore. Io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre sono diventato un'eredità su sostegno, mi hanno dato accetto. Loderò il nome di Dio con un canto, lo magnificherò con un ringraziamento. Vedano i poveri e si rallegrino. Voi che cercate Dio, fatevi coraggio. Perché il Signore ascolta i miei, non disprezza i suoi che Salve nostro Re, obbediente al Padre, sei stato condotto alla croce come agnello mansueto al macello. Lode a Cristo, Re di eterna gloria. Sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Un tempo uno dei 12 chiamato disse: quanto volete darmi perché io ve lo consegni? Quella insegnare Gesù. Il primo giorno degli attimi perché tu possa mangiare la Pasqua. Ed egli rispose: andate in città da un tale e ditegli, il maestro dice, il mio vicino, farò la Pasqua ai discepoli. I discepoli fecero come aveva loro ordinato e prepararono la Pasqua. Venuta la sera si mise a tavola con i 12. Mentre mangiavano disse: in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono a dire: sono forse io, Signore? Ed egli rispose: colui che ha messo con me la mano nel mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Giuda, il traditore, disse: Rabbì, sono forse io? Gli rispose: tu l'hai detto. Parola del Signore. Della croce subita dal Figlio di Dio, noi siamo stati liberati dal vero nemico, il demonio, e giungere alla risurrezione. Quello che sembra sconfitta è vittoria.
storia, vale anche per la nostra vita, se si a seguire l'esempio di Cristo. Il servo di Dio prelude e rappresenta profeticamente le vicende paziente, teme di soccombere il Signore. Dio mi assiste. La certezza di questo servo di cui parla e della certezza specialmente che si affida totalmente al Padre, che gli renderà giustizia dopo l'iniqua condanna. I apostoli sono sinceri quando esprimono il loro stupore, dolore di fronte all'annuncio del tradimento. Il loro sconcerto non è però condiviso da Giuda, che osa chiedere se sarà a tradire. Sarà lui effettivamente, ma sarà una tragedia ascoltando le parole di Gesù. Guai a colui dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. E anche la nostra terribile possibilità con il peccato. Chiediamo a Dio la grazia di non rispetto di Giuda che ha tradito il maestro 30 denari. Gesù, servo sofferente,
insegna la vera sapienza, quella che viene dall'alto e confida nel Padre. Pertanto lo invochiamo dicendo: nella prova aiutaci Padre. Prova aiutaci Padre. Per la Chiesa fa che sia fedele, paziente, coraggiosa per non tradire il tuo sposo. Ti preghiamo. Nella pace per i popoli delle nazioni, fa che compiano un buon cammino sulla via del dialogo. Per tutti un futuro di pace. Ti preghiamo. La prova aiutaci Padre. Fa che condividendo affetti, bene e speranze siano profezia di una vita dedicata nella fraternità e nell'amore. Ti preghiamo. Aiutaci Padre per la comunità cristiana, mantienili nella carità anche quando lottano in difesa dei piccoli e dei poveri. Ti preghiamo. Aiutaci Padre per ciascuno di noi, fa che non ci stanchiamo di purificare continuamente il nostro per ospitare con gioia la presenza di Cristo, nostra Pasqua. Ti preghiamo. Nella prova aiutaci Padre, Padre misericordioso, esaudisci la nostra supplica e donaci un cuore a vivere il mistero della Pasqua. Te lo chiediamo, Signore. Benedetto sei tu sull'universo, per la tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo che diventi per noi cibo di vita eterna. Con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu dell'universo. Per la tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e della vita. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accorgici, Signore, e ti sia gradito il sacrificio che oggi noi compiamo alla tua presenza. Lavaci, Signore, purificaci ogni nostro peccato. Pregate, fratelli, il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
Signore, e della tua bontà concedi che testimoniamo con la vita la passione del tuo Figlio che celebriamo, del Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere a te, Signore Padre Santo, Dio eterno, del Cristo, Signore nostro. Contempliamo ormai la sua morte e risurrezione, nei quali è sconfitta la superbia dell'antico e celebrato il mistero della nostra redenzione. Per questo grande mistero le schiere degli angeli adorano la tua gloria e per l'eternità si allietano al tuo cospetto. Al loro canto concedi, o Signore, nostre voci nell'inno di lode. Santo, 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 il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. E alla passione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, presi il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Grazie, resi dei compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo Santo, unisca in un solo corpo.
la perfetta nella del nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, investite. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza e nella tua misericordia di tutti tutti abiti di parte alla vita eterna, insieme a Dio e suo sposo, e tutti i santi che non tempo e Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente e lo Spirito Santo, ogni onore e gloria in secoli dei secoli. La preghiera ci aiuti ad essere fedeli al Signore per non tradirlo col peccato. Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, in cielo così il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimetti ai debitori, e non abbandonarci alla tentazione, liberaci, o Signore, concedi la pace ai nostri e la tua misericordia. Vivremo sempre liberi dal peccato e sicuramente si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua, tu che vivi e regni nei secoli. La pace sia con tutti voi. E con il tuo spirito. La comunione al tuo corpo e al tuo sangue, Signore Gesù, non diventi per noi giudizio di condanna, ma per tua miseria sia rimedio e salvezza dell'anima e del Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signe dolce volto, pena e di dolore, ovo di lui, colpito per amor, avvolto nella morte, perduto sei per noi. Accogli
buono Salvatore, nell'ombra della morte resistere non puoi, o nostro Dio, in croce sei per noi nell'ora del dolore, ci rivolgiamo a accogli il nostro pianto, o Salvatore. Dona ai tuoi fedeli, Dio Onnipotente, la sicura speranza della vita eterna che ci hai dato con la morte del tuo Figlio, celebrata in questi santi misteri nostri. Dei tuoi figli, o Padre, di gustare senza fine i sacramenti pasquali e di attendere con vivo desiderio messi, perché, fedeli ai misteri della loro rinascita, siano così condotti nuovo Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, per intercessione santa di San Giuseppe e di tutti i santi, vi benedica Padre e Figlio e Spirito Santo. È finita via. 270. Vorrei tanto parlare con te di quel figlio